noi C'è Betty lei? Bettonica. Betty! Ciao Betty! Ciao Betty! Ciao, buonasera a tutti, sono Betty Bettonica, Sì? so tutto di tutti, da Palù alla Valdonega, anche se il mio vero nome è Betty Bettonica, Sì. so Vedi? tutto di tutti, dalla Sicilia alla Val Camonica. Sono stata progettata per sbettonegare su tutti su tutti. Che non sarai mica qui per spettegolare ancora adesso. Certo! Come Come certo? ancora? Certo, sono una Bettonica! Ma dai. Cioè, se mi avessero chiamata Betty, mettete la lingua tra i denti. No, pensavo dall'altra parte, ho tenuto. temuto. Se mi Certo. avessero chiamata Sì? Betty fate i fatti tuoi, sarebbe Sarebbe stato stato anche un meglio, bel eh. gioco di parole. Sì? Betty sì. fate i fatti tuoi. Sì. Ma siccome mi hanno chiamata Betty Bettonica, io Sì. sbettonico, va Va bene? bene. Va bene, va bene. Siete vabbè così? Bene, sono così lo stesso. Abbiamo Devo apertela chance. su col segreto da trafare. No. Dai, spettegola pure, spettegola. Allora, butto Sì. sapere una roba. Una roba, immagino. Ma una roba. La Elisabetta Grego? Gregoracci. Cioè, ti ricordo che l'era in paradura perché il Giandon de Soffiol e Nathan, Sì. Falco, l'era andata in collegio dei Pori Cani. Tra Sì, certo. sì. Lei al collegio in Svizzera, la Gendà da Monte Carlo col jet privato. Eh. Cioè, proprio da Poricani. Comunque, e l'era impara perché la notte l'era invasa da 1000 pensieri. Ah, e la aveva il poverino. magon. Sì, non era ricordiamo. buona di dormir. La La ricordiamo, pensé sì. al pensiero Sì. di staccarsi dal soulmate. Però è la che passa tutto. Ah, passa tutto? Che era su tutti i giornali spettacolamenti. Ah. Elisabetta Gregoracci e il fidanzato Giulio Frattini, Sì. romantici e innamorati in Vietnam. Ah, però. È il viaggio che aspettavo da una vita. Sì. Ah. Sono felice come una bambina. Hai capito? Bene. I due si concedono il primo giorno a Saigon, poi sì? una crociera nel Mekong, a bordo di Sampan, tenendosi per man. Ma come? Ma come? Che Diglielo. ieri t'eri in paradura perché te avevi paura che tuo figlio il Gian da Nathan Oh, che no. si occupasse del posto al Marche nella sua poveretta in collegio. Già nannata, com'è che si chiama? Il Gian da Nathan che salava la cambia voce. Sì. Prima parlava così, adesso parla così. Cioè. Vedi. Perché avrai i baffetti matti sotto, Sì, immagino, certo. sotto il naso. Sì. I peloti matti in ZTL. No, sì, certo, Adesso certo. che passa tutto, cioè. Hai ragione. Coerenza stela, Oh, coerenza. là, è Comunque vero. adesso ve ne dico un'altra. Sì? Vai, Una vai. roba. Una roba. Per la rubrica Sì. ti interessa qualcosa? Ecco ma qua. che no? Clizza in Corvaia. Eclizia in Corvaia. CL, non lo so. No, so Non io. ho dormito per l'agitazione. Ah. De che? L'influenza è quasi in lacrime Ah, sì? mentre davvero? prova gli abiti da sposa per le nozze di ottobre 2024. Ottobre Ah, 2024, anticipo. vedete Sì. adesso. Dove dirà sì al suo compagno Paolo Ciavarro. Una roba. Ma chi sono questi? Se non la dorme può provarsi. Eh. E il vestito un anno prima, il giorno delle nozze, sa fare, se mette nel panolon. Dai, insomma. E poi soprattutto, Cisito. E infatti. Sì, Ci te conosce. E noi no. E cielo tomoroso. Noi E no. soprattutto, ma vi interessa qualcosa? No. Per la rubrica. Sì. Ma va a cantare sulle ortighe? Bella. Facciamo un jingle anche per questa rubrica qualche Ta 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 volta. ta 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 ta. Ma va a cantare sulle ortighe! Anna Tatangelo fa Sì, shopping di questa la lusso a conosciamo. Milano Sì? con il suo portaborse. La cantante cammina in centro con il Sì. look casual total black Sì? e sneakers griffate. Però. Ma attenzione, porta solo la borsa a tracolla perché è un assistente che le tiene le buste con i suoi acquisti. Ma L'ex dai. Vero? di Gigi D'Alessio Sì. trae piacere dalle piccole cose. Poi Come un piccolissime. pomeriggio di shopping rilassante, Sì. ancor più sai, un tuttofare che ti porta Ma le pensa- borse. Pora ma- stella. pora Tutti quanti un coro? Sì? Ma va a cantare cantare sulle sulle ortighe! ortighe! Una settimana a metta il zucchero vanigliato sui pandori che fa. Ma è un'altra rubrica? Sì, Sì. per la rubrica Macisito, Sì. Rosa Perrotta dichiara di guadagnare 3-4 mila euro con un solo post sui social. Ah, però. Hai E capito? appunto la domanda sorge spontanea. Sì. Macisito! Lo sappiamo. Ma va a cantare sulle Sulle ortighe! ortighe, ci sta. Bello. E comunque posso dirvi una roba? Sì. La Barbie non la cavoia di farne. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.